A Treviso, su 58 sindaci che hanno chiesto di fare opere come rotatorie, marciapiedi, piste ciclabili, segnaletiche, eccetera, si sono visti finanziare questi progetti solo in 8 su 58. E questo perché? Perché non ci sono fondi destinati alle opere pubbliche, alla viabilità. E la coperta è corta e questo è il problema. Il buco della Pedemontana assorbe tutto. Il buco nelle finanze regionali causato dalla superstrada pedemontana veneta divora i progetti per la sicurezza stradale di 50 comuni della Marca e di ulteriori 288 comuni del Veneto. È quanto afferma il consigliere regionale Andrea Zanoni di AVS, analizzando i dati dei finanziamenti stanziati per i comuni che hanno partecipato ad un bando regionale per migliorare la viabilità e la sicurezza dei punti critici delle strade del Veneto. Sui 288 progetti presentati dai sindaci e risultati finanziabili ne saranno realizzati solo 48 e questo, continua Zanoni, a causa di un'errata valutazione delle previsioni di traffico sulla Pedemontana. Quando il presidente Zaia ci portò la terza convenzione in aula, ci portò anche una valutazione su quelle che sarebbero state i flussi di traffico e ci furono portati 5 diversi studi. Alla fine decisero che ci sarebbero stati 27.000 veicoli giorno di traffico giornaliero medio. Il problema è che hanno scelto una cifra troppo elevata, una previsione troppo ottimistica. E su quella previsione, continua il consigliere di AVS, si basa la convenzione con il privato al quale la Regione paga per 39 anni un canone annuo di oltre 200 milioni a fronte di entrate per il 2025 stimate in poco meno di 149 milioni, nonostante lo sconto sui pedaggi in vigore dallo scorso marzo. La differenza la deve mettere la Regione Veneto. Quest'anno si parla di 52 milioni a bilancio, ma saranno di più perché le entrate sono state meno del previsto. Quindi la Pedemontana Veneta crea un buco nelle casse della Regione con delle ripercussioni anche sulla sicurezza dei cittadini trevigiani e veneti. Questa situazione si può risolvere andando a rifare la convenzione, andando a trattative col privato, prendendo atto che i flussi di traffico che erano stati sottoscritti dalla Regione ma anche dal privato erano del tutto sbagliati.